Allora, prepariamoci, facciamo così, mettiamo il tempo, quando sei pronto dammi il via e facciamo partire il tempo. Vai! Partiamo? Ok. Posso partire? Quando vuoi, prego. Allora, il primo campione al calice si presenta con un perlage fine, elegante, che sale anche lentamente. Denota anche una precisione di produzione, di metodologia di produzione e una ricchezza di tensioattivi che fanno sì che questa bollicina salga molto lentamente. Un colore brillante, una luminosità brillante, vive di luce propria, e questo colore preciso del Cornigliano Valdobbiadene che è il giallo pallerino scarico, se non me lo ricordo. All'olfatto, al primo naso è intenso, sì, c'è anche la CO2 che dà una mano in questa forza delle sensazioni. Al secondo naso è un'esplosione di frutta, una frutta croccante, una cassetta di frutta appena bagnata, quasi quell'effetto piacevole della sensazione della Macedonia bagnata un po' da vino, magari dal prosecco. E poi un contorno di fiori e lievi sensazioni che portano a dei ricordi di erbette aromatiche. In bocca un bel ingresso, è cremoso, è morbido, una morbidezza comunque data da una sensazione glicerica, una sensazione di rotondità. La bocca è tutta avvolta, ma c'è la freschezza che dà una verticalità, piacevolezza e soprattutto un finale con sensazioni acido-sapide alternate. E la frutta al gusto è quella che abbiamo ritrovato al naso, con questa aggiunta appunto di sapidità. Bello, persistente e un messaggio congruo, un messaggio da puro Cornigliano Valdobbiadene. Secondo me denota questa finezza, questa eleganza che mi ricorda un Cornigliano Valdobbiadene superiore Rive. Anche l'uso il dosaggio basso di zucchero è tipico di un'espressione delle rive, una riva magari da una parte occidentale o comunque da temperature fredde dove ci sono parecchie espressioni termiche, potrebbe essere anche Pogliano se non per forza Valdobbiadene. La medemia tecnologica, un Charmat medio lungo, ovviamente un millesimato, un valore commerciale che aggira in enoteca, può girarsi molto bene tra i 17 e i 25, non anche i 16. Abbinamento, andrei su una sfogliatina con una casatella e delle punte di asparago, molto molto delicato questo abbinamento, e un punteggio siamo sugli 88 punti all'incirca, e poi lo ordinerei anche con un'acqua delicata, con una lauretana, quindi trovare anche un connubio piatto, acqua, bicchiere, delicato un po' come il vino. Ok, allora, il secondo campione. Il secondo campione si presenta con perlage sempre fine, numerosissimo, e salgono lentamente e creano questa corona molto molto piacevole alla vista. Ci invita proprio all'assaggio, è brillante, vive di luce propria anche questo calice. All'olfatto è una sensazione citrina, una sensazione agrumata e dei ricordi che riportano anche a del lievito. E poi ovviamente questa mela, una mela un po' tesa, una mela un po' verde. Comunque sempre molto piacevole, anche qui una buona sensazione, un buon riconoscimento di fiori bianchi. E poi mi piace molto questa sensazione citrina che mi ricorda come una cheesecake al limone, è molto molto piacevole. Buona l'intensità e sicuramente fine. Al gusto si snoda in una sezione un po' più verticale, un po' più riempitiva della cavità. C'è meno verticalità del campione precedente, ma comunque delle grandissime sensazioni. Qui mi ricorda molto la mela pera, quell'alternarsi di frutti tipici della grera, dell'espressione della grera, e poi queste sensazioni floreali, con un finale morbido ma fresco, avvolgente, con una bella persistenza gusto-olfattiva. 85-86 punti, calice Riedel, temperatura, quello del Cornigliano Valdobbiadene, temperatura 6-8 gradi,
Un bel abbinamento potrebbe essere con anche con una fritturina di pesce, che ieri l'abbiamo provata al ristorante, con un po' di polenta morbida, senza toccare troppo la polenta, che è una sintonia dolce eccessiva. Allora, potrebbe essere la finezza, eleganza, la pienezza, data da un'annata 2017 anche un po' complessa, potrebbe anche ricordare Valcartize, una vendemmia tecnologica, chiama medio-lungo, questo ricordo anche il di lievito, millesimato, anche qui siamo tra i 13 e i 21 euro. Potrebbe abbinarmi 3 vini prodotti nella diocesi Conegliano Valdobbiadene, di cui uno col fondo? Sì, potrei. Hai ancora 6 minuti? Sì, ti ringrazio. Allora, il primo andrei su qualcosa che mi coinvolge anche personalmente. È un Brut Nature prodotto dall'azienda borgognosa, Modus Vitae, prodotto molto particolare, con un affinamento molto lungo sui lieviti, un cenno lungo. È vero che l'alice marinate porta a sensazioni intense, a sensazioni di tendenza acida elevata, però c'è una bella cremosità, una bella freschezza e, punto a favore, ricorda molto quell'erbetta aromatica, per ricordare il fiocchietto, il timo, è molto piacevole, regala un'incredibile sensazione di morbidezza combinata a questa acidità. Tortelli di piselli, cacio e pomodoro brasato. Qui a questo punto andrei su un surlì di notevole pregio, come non nominarlo, andiamo su un Malibran, su un Credamora, è uno tra i surlì della zona di Conegliano più evocativi. Utilizza più varietà, un bel affinamento sul lievito e soprattutto quella sensazione di bella acidità che pulisce la bocca, ma rispetto agli altri surlì ha anche una buona morbidezza. E quindi con il pomodoro, che magari potrebbe dare problematiche di tendenza acida, va appena con il fossi molto bene, anche se la parte di tendenza dolce e di speziatura è molto importante. Composta di agrumi e ganache allo zabaione, quindi è comunque una salsa dolce. Ok, potrei chiedere. Allora, qui cadrei su un vigneto giardino, Adami, 2017, penso da 1 o 2 settimane. Allora, parliamo di un dry, ma di come lo descrive l'etichetta, asciutto. Quindi grandissima dolcezza, grandissima ricchezza in questa parte estrattiva a livello di zucchero, a livello di morbidezza, però un'acidità che solo quel territorio, col copertato riesce a dare. Quindi una pulizia e anche quelle sensazioni sia di frutta ma anche di agrumi che ritroviamo per l'appunto nel Preferirei però un vino a tutto pasto. Ok, un vino a tutto pasto io ricadrei su un prosecco tranquillo. Un prosecco tranquillo che riesce a, diciamo, contentare quasi tutte le sensazioni. Andrei su un Silvano Furador, il prosecco tranquillo annata 2016, anche un'annata specifica, anche perché nel 2017 ho deciso di non farlo perché è stata un'annata molto difficile, e uno tra i prosecchi tranquilli più fini ed eleganti che ho mai assaggiato. Quel prosecco che è senza bollicina ma ricorda interamente il Glera e la versione del prosecco che conosciamo così. Bella pulizia, una bella morbidezza, un apporto alcolico un po' più deciso rispetto a un metodo Charmat, che quindi va a equilibrare tutte quelle sensazioni di tendenza acida e tendenza dolce e anche un po' di spezzatura e grassezza che compongono questi tre piatti. Grazie mille.